giorno 9 del nostro tour francese. Stamattina finalmente ripartiamo e andiamo a vedere i famosi megaliti di Karnak, però prima ci fermiamo in due paesini, a Concarneau, un tipico villaggio di pescatori, e a Pont-Aven, città molto particolare perché ha ispirato il pittore Gauguin. Seguiteci e venite con noi nella nostra avventura. E adesso ci dirigiamo verso Pont-Aven, il paese che ha ispirato Gauguin. Pont-Aven, paesino carino e fiorito, che prende il nome dal fiume che lo attraversa e che è legato al celebre pittore impressionista Paul Gauguin. È grazie a lui che ancora oggi si trovano tutte le boutique di pittori. Inoltre la cittadina è conosciuta anche per i biscotti al burro bretone, che sono qualcosa di spettacolare. Siamo appena arrivati al sito neolitico di Karnak, dove ci sono tutti questi menhir e dolmen allineati. Sono qui da tantissimo tempo, appunto dal periodo del neolitico, e gli studiosi non hanno ancora capito perché e come hanno fatto a portarli qui, a come tagliarli, perché alcune pesano addirittura più di 300 tonnellate. Molto probabilmente le ipotesi sono o religiose oppure come scopo difensivo per gli abitanti, gli invasori che arrivavano dal mare. La cosa è certa che sono tutti perfettamente allineati e sono tantissimi, quindi pensiamo nel tempo in cui sono stati posizionati la ruota non era ancora stata scoperta, quindi come queste popolazioni hanno potuto essere in grado di trasportare tutti questi sassi. E adesso andiamo a vederli un attimino. Nel frattempo mi sto mangiando un ghiacciolo bio. Bretoni che sono buonissimi, 28% di buono. un toccasana per la glicemia. E adesso ci mettiamo di nuovo in moto e andiamo verso l'hotel che è a Lorient. Oggi è il giorno, penso l'11, stiamo lasciando Lorient
e ci dirigiamo verso l'esplorazione di altri 2 borghi caratteristici della Bretagna, Rochefort-en-Terre e la Gacilly, che è l'ultimo paese della Bretagna, perché poi stasera saremo a dormire ad Angers, che è già nella valle della Loira, e il tempo stamattina è nuvolo, ogni tanto rilascia qualche gocciolina di acqua e niente, adesso noi proseguiamo e vediamo come va l'avventura di oggi. Adesso siamo sulla strada, quella che per noi dovrebbe essere una tangenziale. Le 2 gocce d'acqua si sono trasformate in un leggero acquazzone e stiamo cercando tipo un autogrill per fare colazione, perché qui alla domenica è tutto chiuso. E niente, ricomincia a piovere e stavolta è bella forte. Amu, dobbiamo andare lo stesso. Sto colando tutte le tue parti. Ci siamo fermati qui un attimo in un'area sosta a far colazione e adesso è ricominciato a piovere, però bisogna andare, via, go, si parte. Leather jacket, boot shades, and an automobile. Like I saw you in a picture in a magazine. Sun is up, blazing hot down on the boulevard. Look like a movie star, but you're not even trying hard. On the road, going nowhere with the top down, while the rest of us are stuck here in our small towns. I wanna know, I wanna know, I wanna know who you are. I wanna know, I wanna know, I wanna know who you are. Senza dubbio una delle più belle tra le petites cités de caractère, piccole città di interesse architettonico della Bretagna. La città è animata tutto l'anno con belle boutique, gallerie e botteghe di artigiani. Rochefort-en-Terre con sempre questa bellissima pioggia. Oggi il tempo non è proprio dalla nostra parte. Quindi ripartiamo e andiamo verso la Gacilly, l'ultimo paese della Bretagna. Siamo arrivati alla Gacilly, la città natale di Monsieur Yves Rocher, famoso anche per i prodotti che ci sono anche da noi. Adesso andiamo un po' in giro.
il tempo non ci lascia tregua. Ci guardano un po' come degli extraterrestri. Già arriviamo con la moto Siamo due e poliziotti. poi vestiti così che non passiamo inosservato. Ci guardano tutti. Avrei preferito arrivarci con il sole, però vabbè. Abbiamo fame, non possiamo andare a mangiare perché non ci vuole nessuno, vestiti così. Quindi moriremo di freddo e di stenti con la pancia Moriremo vuota. di freddo, senza mangiare, con la pipì che ci scappa. Eccolo! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Siamo a 50 km da Angers. Fortunatamente ha smesso di piovere. Però ragazzi, oggi è stata veramente ardua. Abbiamo tolto adesso 5 secondi gli antipioggia, fa un freddo Dio in moto e non vedo l'ora di arrivare in albergo e mettermi a posto un attimino. Siamo arrivati ad Angers, siamo riusciti a posizionare la moto all'interno di un parcheggio e adesso siamo un po' in giro a fare i turisti. Queste sono delle splendide case a graticcio. You used to paint your dreams with a paintbrush. You used to speak to all with a smile. Your smile makes me believe you. I used to find a glance of your eyes. I used to play my music to you. And for you, I sing my last song. You so bright and true, you so nice, you awakening sound.